Candelora, Candelora, ma anche domenica, nel senso che oggi 2 febbraio, presentazione del Signore al Tempio, appunto festa del Signore che coincide con domenica quest'anno, è molto significativo, oltre che la Candelora, è quella anche appunto la giornata per la vita della Chiesa italiana, come da parecchi anni, e quindi dalla vita nascente, anzi dal concepimento fino alla morte naturale, la vita va difesa. E tra le varie iniziative, questa qui è una primula, nota anche di Alter, la, dietro offerta libera, fiore della Gese che si chiama che fiore lì chi, per sostenere il progetto Gemma, un progetto di adozione prenatale a distanza, viene definito dalla Fondazione Vita Nova, che lo ha promosso ormai 30 anni fa, e in 30 anni questo progetto Gemma ha aiutato oltre 24.000 donne a portare a termine la loro gravidanza, che poteva, diciamo, avere qualche problema dal punto di vista economico, insomma, quindi per aiutarle. E ripeto, nel giorno in cui si ricorda che Gesù bambino viene portato al Tempio, viene preso fra le sue braccia dal vecchio Simeone e dalla profetessa Anna, quindi da due persone che potrebbero un po' anche raffigurare i nonni, anche se Gesù aveva i suoi nonni, Gioacchino e Anna, lo sappiamo, però diciamo queste figure che lo accolgono, e Giuseppe e Maria che lo offrono al Tempio, ecco, proprio in questa domenica sono molto significative. Quindi con libertà chiaramente di ciascuno, di quello che può fare, pensare, direi che questo progetto Gemma, che io personalmente conosco da anni, che con altre persone sosteniamo, è una cosa molto bella, e dunque anche questa è una bella notizia, una bella maniera di festeggiare il 2 di febbraio, il dì della Candelora. Ciao a tutti!